Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. Massimiliano Fedriga apre al Green Pass per valorizzare il ruolo del vaccino. Chiudere di nuovo, dice, convincerebbe che la profilassi è inutile. Il Comitato Tecnico Scientifico spinge per il lasciapassare, intanto la politica a livello nazionale continua a dividersi. I contagi continuano a salire e questa potrebbe essere la settimana decisiva per quanto riguarda l'utilizzo del Green Pass e del servizio di Andrea Pierini. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha dubbi e del resto il numero dei contagi sta tornando a salire e questa iniziata oggi potrebbe essere la settimana delle novità per quanto riguarda il Green Pass, che potrebbe essere introdotto sul modello francese e dunque obbligatorio per bar e ristoranti, almeno al chiuso, e per gli eventi pubblici. Resta da capire le varie anime della maggioranza, con il leader della Lega Matteo Salvini che dalla spiaggia di Jesolo si dice il contrario e per la prima volta viene apertamente, almeno in parte, sconfessato da Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e soprattutto della Conferenza delle Regioni, che si dice favorevole all'introduzione della certificazione davanti a una crescita importante dei contagi. Del resto, lui, Fedriga, non aveva avuto molti dubbi, vaccinandosi appena possibile. Ben venga, ha detto il governatore al Corriere, se ci consente di riaprire stadi, discoteche e svolgere grandi eventi. Su una cosa però c'è sintonia con il leader del Carroccio, non si può chiedere il Green Pass anche per andare in bagno, conferma Fedriga, il quale però sottolinea come il certificato sia lo strumento per evitare chiusure generalizzate. Salvini in realtà aveva bocciato anche l'ipotesi di una certificazione per cinema e ristoranti, definendola una, perdonate il francesismo, cagata pazzesca. Chi doveva affrontare la pandemia in prima linea come i governatori di regioni sembra invece che si stia sempre più allontanando da quei leader nazionali come Salvini e Giorgia Meloni, che stanno mantenendo un comportamento ambiguo sull'importanza della campagna vaccinale. Federica ha anche ribadito l'importanza di convincere chi ha dei dubbi alimentati dalle fake news, replicando anche indirettamente a Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, che aveva detto che non serve per gli under 40, una posizione criticata duramente anche da Forza Italia con Sandra Savino, che ha definito la frase irresponsabile. Andiamo adesso nel Friuli occidentale, dove questa mattina a San Vito al tagliamento l'inaugurazione dell'ampliamento della LEF, una cerimonia alla fabbrica modello dell'industria 4.0 con la presenza del ministro dell'istruzione Bianchi. Buongiorno da San Vito al tagliamento, siamo all'interno della LEF, la Lean Experience Factory, la fabbrica modello 4.0 che oggi è stata inaugurata, o meglio è stato inaugurato il proprio ampliamento, una fabbrica modello che esiste dal 2011 grazie all'attività di McKinsey, della Confindustria, della Camera di Commercio e che oggi con altri 3.000 metri quadri ha visto una nuova area. Oggi per l'inaugurazione sono arrivati in Friuli Venezia Giulia anche le autorità, il vicepresidente della Confindustria Giovanni Brugnoli, il ministro dell'istruzione Bianchi e poi il presidente della regione Massimiliano Fedriga, gli assessori Alessia Rosolén e Sergio Emilio Bini e tante altre autorità per quella che è una fabbrica modello fondamentale, un'area la più grande forse al mondo per l'industria 4.0. Qui i giovani, le aziende, le imprese potranno sperimentare quella che è la robotica, una robotica però sempre al servizio dell'uomo, nuovi macchinari, nuovi modelli, nuove esperienze che si potranno testare con mano. Una fabbrica modello che sarà al servizio anche degli ITS, in modo tale che i ragazzi che escono da questi istituti tecnici possano provare, sperimentare direttamente e, come ha detto sia il Ministro dell'Istruzione Bianchi sia il Presidente Fedriga, questo è un modello a livello nazionale e un'opportunità assolutamente da sfruttare appunto per la nostra impresa e la nostra economia. E rimaniamo sempre nel Friuli occidentale, stiamo facendo il possibile per avere a settembre una scuola totalmente in presenza. La DAD potrebbe essere un ricordo. Questa mattina sono le parole del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi proprio a margine dell'inaugurazione della LEF a San Vito al Tagliamento. Sentiamole. Come dobbiamo vedere, Ministro, l'inizio della scuola? Insomma, a settembre c'è grande attesa, quali sono? Con fiducia, stiamo lavorando moltissimo su questo. Noi abbiamo messo da tempo la presenza, la scuola in presenza come la priorità assoluta. La priorità assoluta perché la scuola è in presenza. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, quando durante l'ondata ultima abbiamo voluto che i bambini rimanessero a scuola, quando abbiamo limitato al massimo
per gli altri è quando abbiamo dovuto fare gli esami in presenza. Poi la scuola d'estate, che è stato un grande successo, ha permesso di recuperare moltissime delle attività perdute. Stiamo lavorando, abbiamo più di 1 miliardo già investito per la sicurezza, abbiamo investito per le persone, abbiamo investito per i trasporti e quindi siamo pronti. Vaccini ai bambini, mascherine si dovranno ancora utilizzare, misure di sicurezza, quali saranno? Il CTS ci ha detto che bisogna utilizzare tutte le misure di sicurezza possibili, questa è materia del CTS, per il resto ovviamente è il collegio e il governo che riunione collegiale si riunirà per tutte le altre misure se ve ne sarà bisogno. Ultimissima battuta, la DAD va in soffitta o insomma resterà come accompagnamento o c'è ancora da pensare che dovrà essere utilizzata purtroppo? Ma guardi, noi abbiamo questa immagine della DAD come quella che abbiamo vissuto, cioè sostanzialmente le attività in presenza, la lezione frontale semplicemente intermediata. Questo mi pare che sia superata. D'altra parte c'è tutto il mondo che sta studiando sull'uso delle tecnologie per aprire, non per chiudere. Questo è un altro tema però, questo è un altro tema. Noi stiamo lavorando per una scuola in presenza che sappia usare anche tutte le tecnologie senza paura, ma quella forma mi pare che sia superata. E cominceranno oggi gli interrogatori di garanzia delle 5 persone sottoposte a misure cautelari nell'inchiesta sulla fornitura dei pasti alle mense scolastiche di Udine e degli altri 6 comuni della provincia, inchiesta che ha portato alle dimissioni dell'assessore alla pubblica istruzione del capoluogo friulano Elisa Asia Battaglia. Gli interrogatori si svolgeranno per la maggior parte per rogatorio dal momento che le persone sottoposte agli arresti domiciliari o all'obbligo di dimora si trovano tutte fuori regione, in Campania o in Puglia. Solo 2 degli indagati saranno interrogati direttamente dal GIP di Udine, Matteo Carlisi, in collegamento via Teams, fissati per mercoledì prossimo. Gli altri indagati saranno ascoltati invece in presenza tra oggi e domani dai GIP delegati dallo stesso Carlisi. E andiamo adesso a 2 incidenti molto gravi che sono accaduti nelle ultime ore in provincia di Gorizia. Questa notte, poco prima di mezzanotte, sulla viabilità del Vallone tra Gorizia e Doberdo del Lago si sono scontrati una moto e una vettura. E dopo l'impatto il conducente della vettura, un 44enne che era poi risultato ubriaco alla guida, è fuggito per poi ritornare sul luogo dell'incidente. Ad avere la peggio un uomo di 63 anni che ha riportato la frattura di una gamba. Un uomo della zona che viaggiava sulla sua moto è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. E poi questa mattina invece, sempre nell'ex provincia di Gorizia, siamo invece a Mariano del Friuli, intorno alle 8:30 si sono scontrati 2 vetture, una Kia Picanto condotta da un uomo di 50 anni del Basso Isontino e un uomo di 30 anni che viaggiava invece su una vettura Golf, un 30enne di Udine. Nell'impatto, che è stato violentissimo, entrambi sono rimasti feriti in maniera molto grave, entrambi in codice rosso sono in pericolo di vita. Uno è stato ritrasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero, l'altro è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Catinari. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Gorizia per la messa in sicurezza dei mezzi gravemente danneggiati e anche i carabinieri rispettivamente di Monfalcone e di Gradisca di Sonzo per i rilievi. Ha tentato di scappare da un posto di controllo lungo la strada statale 13 Pontebana Reana del Royale. La polizia locale lo ha inseguito, lo ha multato con una sanzione di oltre 5.000 euro, l'ha denunciato a piede libero. Vediamo cosa è successo. Dovrà pagare una multa di oltre 5.000 euro un cittadino albanese trovato alla guida di un mezzo con la patente falsa. Durante alcuni normali servizi di controllo nella mattinata di mercoledì, gli agenti della polizia locale di Reana del Royale hanno sottoposto a controllo il conducente di un veicolo con targa italiana lungo la strada statale 13. A insospettirgli una manovra di guida dell'automobilista che alla vista della pattuglia aveva cercato una via di fuga. Una volta fermato, dopo aver esibito i documenti, lo straniero ha mostrato una crescente insofferenza, tanto da indurre gli operatori a un controllo più capillare. A seguito della verifica della documentazione che aveva esibito, grazie a un'apposita strumentazione e con il supporto fondamentale di un agente esperto, sono emersi elementi di difformità. Nonostante la buona fattura, infatti, la patente di guida è risultata falsa ed è stata sottoposta a sequestro penale. Il cittadino albanese è stato denunciato ed è stata elevata una sanzione di 5.100 euro. E veramente tanti gli incidenti, anche questa notte un incidente a Forgaria nel Friuli, una vettura è finita contro un albero, per fortuna è illeso il conducente, e invece anche altri incidenti lungo
L'autostrada A4 nel tratto a 3 corsie tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia a causa di un mezzo pesante in panne e 2 autoarticolati che si sono tamponati. Il doppio episodio dopo le 7, un mezzo pesante si è fermato tra la corsia di marcia e di emergenza a causa di un problema ai freni, innescando così un improvviso rallentamento. Da qui il tamponamento tra 2 autoarticolati con una persona che è rimasta ferita in maniera lieve. Uno dei mezzi nell'impatto ha perso il carico di orzo sul posto, oltre alla polizia stradale, al personale sanitario, ai vigili del fuoco e anche ai mezzi di soccorso meccanico, al personale di Autovie Venete che stanno operando anche proprio in questo momento per rimuovere il materiale dalla careggiata e bonificare l'area a causa anche delle perdite del gasolio e dell'olio da uno dei mezzi coinvolti. L'operazione non semplice che ha costretto a chiudere per più di un'ora le 3 corsie nel tratto dell'autostrada dove si è verificato l'incidente, generando così una lunga fila di mezzi anche per l'intenso traffico di veicoli. Dalle 10 circa è ripresa la marcia su 2 corsie e la coda in questo momento è in progressivo riassorbimento. Attenzione quindi a chi viaggia in autostrada. E pronti per l'inizio del nuovo anno scolastico gli spazi della materna del capoluogo di Campoformido. È stato tolto l'amianto. Dopo un anno i bambini a settembre potranno tornare nelle loro aule. Vediamo. A Campoformido in questo periodo stiamo terminando i lavori della scuola dell'infanzia appunto del capoluogo. Abbiamo fatto il consolidamento sismico che era già previsto dall'amministrazione precedente, però abbiamo aggiunto più di 300.000 euro per renderla ancora migliore, perché abbiamo provveduto a rimuovere l'amianto che c'era nel pavimento e a fare i bagni nuovi. In pratica noi restituiremo ai bambini dell'asilo, della scuola dell'infanzia, una scuola completamente nuova. La consegna dei lavori è prevista fra qualche settimana, quindi con i primi di settembre i bambini potranno rientrare direttamente nella scuola nuova dopo un anno poveri che hanno passato nel prefabbricato. Oltre a questo sono partiti i lavori di asfaltatura, sono partiti qualche settimana fa dalla frazione di Bressa e adesso sono a Campoformido, ma comunque asfalteranno tutte le strade che sono state individuate dall'ufficio tecnico assieme alla polizia locale come strade di priorità 1, cioè quelle che erano più malconce, diciamo. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30, ma rimanete con voi perché tra poco c'è A voi la linea, collegamenti e dirette dal territorio. Una buona mattinata.